Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura svolta nell'omicidio di Giuseppe Ottaviano, il quarantenne trovato senza vita nella sua abitazione di Scicli a maggio 2024. I carabinieri hanno arrestato un 43enne del posto, ritenuto il presunto autore del delitto. L'uomo avrebbe agito per gelosia dopo una lite legata all'ex compagna della vittima. È accusato adesso di omicidio volontario aggravato. 4 persone ai domiciliari e oltre 5 milioni di euro sequestrati nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza su una presunta truffa legata ai bonus edilizi a Ragusa. Gli indagati avrebbero creato e commercializzato crediti fiscali falsi, poi riciclati attraverso società e prestanome. Attimi di paura questa mattina a Palermo, dove un vigile urbano è stato investito da un'auto mentre regolava il traffico. L'agente, colpito da una vettura guidata da una donna, è caduto sbattendo la testa. Trasportato in codice rosso all'ospedale, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. La procura di Catania ha chiesto 9 anni di reclusione per 3 imputati egiziani e 5 anni e 4 mesi per un quarto uomo che ha collaborato alle indagini nell'ambito del processo per la violenza sessuale di gruppo commessa nei bagni della Villa Bellini ai danni di una tredicenne. La sentenza è attesa per il 3 febbraio. È in chiusura Topi, Blatt e lavoratori in nero, chiuso un ristorante del centro di Catania durante una maxi operazione interforze. Nel locale in condizioni igieniche precarie, gli ispettori hanno trovato anche 5 dipendenti irregolari e alimenti scaduti o non tracciati, disposte sanzioni per circa 40.000 euro. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30, buona giornata.